Mai così male il turismo in Veneto come nell'estate 2014. Una situazione così drammatica non si vedeva da 40-50 anni, lo afferma il presidente regionale di Federalberghi Marco Michielli. Il meteo, continua, ha sicuramente contribuito a questi risultati così deludenti, ma ha giocato soprattutto la defezione dei turisti italiani, travolti dalla crisi. Una stagione assolutamente inclemente, un'estate come dal 1932 non si verificava, di piogge eccetera, ma non è solo questo, è il crollo costante, la cosa che ci preoccupa di più perché il meteo l'anno prossimo cambierà. E quello che ci preoccupa sempre di più è il crollo costante degli italiani che si perpetua dal 2008 e che non sembra non avere fine. Il Veneto rappresenta il 25% del turismo italiano in termini di presenze e un buon 60% di queste è incentrato sulle spiagge, sul lago di Garda e sulle nostre montagne. I dati nazionali e veneti purtroppo quest'anno mostrano una fotografia del tutto diversa. Luglio e agosto per la prima volta vedono segnare da 40-50 anni a questa parte un dato negativo. Il dato negativo che sul livello nazionale si attesta a un meno 0,6, meno 0,9. Per quel che riguarda il Veneto io ho paura che il dato tendenzialmente sarà peggiore. Gli operatori del turismo sono in allarme. Per salvare imprese e posti di lavoro sono indifferibili misure straordinarie da parte del governo. È ora di dare un'inversione a questa cosa, è ora di smettere di considerare le nostre aziende come un bancomat fiscale, perché la pressione fiscale che soffre il nostro comparto non la soffre nessun altro comparto. Noi comprendiamo il momento difficile del Paese, però se si uccidono le aziende il momento difficile del Paese proseguirà.